Eccoci insieme anche oggi, abbiamo il piacere di avere ospite Franco Grego, che è direttore della clinica di chirurgia vascolare ed endovascolare di Padova, nonché professore ordinario di chirurgia vascolare all'Università Patavina. Buongiorno. Altrettanto, buongiorno. Detto ciò, mi piace anche presentarlo, così come nelle note che mi sono state fornite, pragmatico ma anche visionario, tant'è che ha appena concluso la 4ª edizione del VIP, Vascular International Padova. Sono arrivati nella città del Santo centinaia di eccellenze mondiali in questo genere di chirurgia, e guardando al 2020 l'obiettivo sarà quello di incontrare le società scientifiche del settore partendo dalla Società Europea di Chirurgia Cardiovascolare. In tutto questo c'è molto pragmatismo e molta visionarietà. Insomma, forse 8 anni fa, perché l'appuntamento è biennale, non pensava ad arrivarci. No, l'obiettivo iniziale del progetto VIP era quello di coagulare un gruppo di chirurghi vascolari provenienti da tutte le aree del mondo, affinché questo gruppo si consolidasse e poi potesse esprimersi nel confronto con le altre realtà già consolidate, che sono le società scientifiche. Quindi nelle prime 4 edizioni del 2012, 14, 16 e 18 l'Europa ha incontrato gli altri continenti, la Sud America prima, Nord America, l'Asia, quest'anno l'Africa e l'Oceania. E quindi per esempio in questa edizione avevamo 157 chirurghi vascolari provenienti da 38 paesi di tutto il mondo. Quindi è stato un buon risultato, e il passo successivo, cioè si è concluso il ciclo dell'arruolamento e del consolidamento del gruppo, e adesso parte la secondo step, che è quello dell'incontro di questo gruppo di chirurghi vascolari con le varie società scientifiche che si occupano di temi della chirurgia vascolare, chirurgia cardiaca o cardiovascolare. La prima sarà la Società Europea di Chirurgia Cardiovascolare nel 2020, e poi ci sono già i progetti per la Società Americana di Chirurgia Vascolare e quella francese, ma insomma non vorrei mettere troppa carne al fuoco, intanto proseguiamo con la prossima edizione. E per il 2020 abbiamo appena finito, le prime riunioni di lavoro saranno nella prima settimana di luglio. Premesso che denuncio subito il mio provincialismo, per cui vedo sempre la cultura occidentale al centro dell'universo, e poi in realtà mi accorgo che non è così, è comunque sorprendente sentire parlare che al centro dell'ultima edizione del VIP c'è stata la chirurgia africana. Quando parliamo di Africa, di chi parliamo? Parliamo dell'Africa, voglio dire, di provenienza in qualche maniera ancora occidentale, tipo il Sudafrica, insomma, oppure parliamo di quella via di mezzo che potremmo definire l'Egitto, o parliamo della Nigeria? Allora, in realtà troviamo colleghi che hanno una competenza e un'evoluzione tecnologica simile alla nostra nei paesi, per esempio, come hai citato, l'Egitto, sicuramente il Sudafrica, sicuramente anche la Tunisia e alcuni paesi limitrofi. Non possiamo ovviamente pensare al Centro Africa, perché dall'altra parte non è solo una questione di non evoluzione tecnologica, ma anche per una completa diversità della patologia. Noi ci confrontiamo con le malattie delle arterie, che nel 95% dei casi sono malattie determinate dall'aterosclerosi, e l'aterosclerosi è una patologia che certe popolazioni, soprattutto quelle del Centro Africa, non conoscono, perché non hanno gli stili di vita che noi abbiamo. Dovremmo quasi prendere malattie del benessere. E di fatto sì, è così, perché noi abbiamo dei fattori di rischio che in altri paesi non ci sono, determinati dal nostro stile di vita, e quindi le nostre arterie si ammalano e con le loro malattie poi portano all'invalidità in certe situazioni. Penso per esempio all'ictus o alla morte per la rottura di un aneurisma dell'aorta, o alla perdita, purtroppo sempre meno grazie a Dio, degli arti per una malattia arteriosclerotica delle arterie che portano il sangue agli arti inferiori. In quelle popolazioni abbiamo altre patologie arteriose di natura non aterosclerotica, prevalentemente di tipo infettivo, perché anche processi infettivi possono essere responsabili di degenerazioni delle pareti arteriose che richiedono trattamenti, e chiaramente nell'ambito della chirurgia arteriosa ricostruttiva questo secondo aspetto è tecnicamente molto complesso. Visto che parliamo di medicina, di malattie, insomma, teniamo anche
cerchiamo di tenere il clima un po' leggero, per cui vorrei chiedere, leggo sempre dalle note, la prima causa di morte nei paesi sviluppati è dovuta alle complicanze della aterosclerosi. Devo dire con un sorriso che spesso quando trovo un medico mi dice che il suo oggetto di interesse è la causa di tantissime morti nella società contemporanea. Non sono i tumori la principale causa di morte? No, non c'è tanta differenza in termini di numeri, però devi pensare che se pensiamo all'infarto, all'ictus e a tutte le patologie degenerative di tipo aterosclerotico, rappresentano la prima causa nei paesi sviluppati, certo, ovviamente. Il tumore è una patologia molto grave, non è molto distante come causa di morte, però noi abbiamo tantissima attenzione, ci preoccupiamo con questo nome a un tumore, che le persone ovviamente si spaventano in maniera, è anche giusto che sia anche così, però magari sottovalutano che in effetti ci stiamo ammalando moltissimo e negli ultimi anni sempre di più e sempre ad età inferiori, abbiamo pazienti sempre più giovani, di una patologia che è appunto questa patologia degenerativa causata dall'aterosclerosi a livello delle arterie. Questo è. E il fumo, che è una delle cause per esempio del tumore, uno dice vabbè, uno non fumare perché così eviti il cancro del polmone, ma in realtà il fumo è il primo fattore di rischio dell'aterosclerosi, accelera di 7 volte lo sviluppo della malattia. Quindi è fondamentale, come sempre nella nostra salute, lo stile di vita, quindi niente fumo, mangiare bene, movimento. Però in questo caso è anche importante, anzi un aspetto importante che è legato all'innovazione tecnologica. Sì. Tant'è che anche la sala operatoria del futuro, insomma, deve essere fatta in una certa maniera. Proviamo a spiegare, qui sono due tipi di intervento. Sì, le malattie delle arterie possono essere trattate con due metodiche che di fatto si differenziano esclusivamente dalla via di accesso al sito dell'arteria ammalata. Fino a 20 anni fa, 25 anni fa, per correggere una malattia in una particolare arteria del nostro corpo, qualunque malattia fosse, un restringimento, un'occlusione o una dilatazione, era indispensabile arrivare su quell'arteria incidendo la cute, i piani anatomici, i muscoli, le fasce, si arrivava su quell'arteria era oggetto del nostro trattamento, veniva corretto il problema, pulita l'arteria o sostituita. Quindi la via di accesso che si utilizzava fino a 20 anni fa era una via anatomica aperta. Oggi invece, con l'evoluzione tecnologica che ha consentito questo nuovo accesso, arriviamo all'arteria utilizzando le stesse arterie come strade per arrivarci. Quindi arriviamo sul sito malato utilizzando come strada l'albero arterioso. Quindi non è più una chirurgia che è aperta, ma è una chirurgia che arriva nella sede per via endovascolare, cioè andiamo all'interno dell'arteria e dentro l'arteria operiamo nella stessa identica maniera, cioè ripulendo l'arteria, dilatando l'arteria, correggendo la dilatazione dell'arteria con metodiche non invasive. Le sale operatorie ovviamente hanno per necessità si sono dovute evolvere anche loro per consentire questi trattamenti. E queste sale consentono oggi di fare in un tempo molto più limitato, molto più ristretto, le stesse procedure che si fanno, perché ancora adesso si fanno, utilizzando macchinari non così evoluti. Quindi di fatto parlate di sale operatorie ibride. Cioè vuol dire che all'interno di quella sala operatoria tu puoi fare sia la chirurgia aperta che la chirurgia endovascolare e soprattutto puoi fare la diagnostica, quindi il malato arriva, per esempio pensiamo in urgenza, adesso il malato che arriva in urgenza passa dal pronto soccorso alla radiologia, fa l'esame, da lì arriva al gruppo operatorio e a seconda della disponibilità fa il trattamento.
Se tu hai una sala operatoria ibrida pronta e un percorso programmato, il malato passa dal pronto soccorso, va in sala operatoria, dalla sala operatoria fa la diagnostica in sala e fa immediatamente il trattamento più opportuno, che è quello o open, perché infatti è una sala operatoria a tutti gli effetti, o un intervento endovascolare, o molto spesso entrambe le procedure contemporaneamente, cioè una parte della procedura è fatta con chirurgia aperta e una parte è fatta con chirurgia endovascolare. Questo cosa fa? Porta a ridurre l'invasività a parità di risultati con riduzione dei tempi di ricovero e quindi è evidente che è tangibile l'evoluzione che noi abbiamo. Per concludere in un minuto, mi ha divertito leggere che in nome del suo pragmatismo lei dice questo è il futuro, cioè dobbiamo puntare là. Qualcuno ha subito detto tutto questo succederà nel nuovo ospedale che sorgerà a Padova, lei ha detto fermi là, intanto miglioriamo quello che abbiamo. Il problema del nuovo ospedale in realtà per noi che lavoriamo in prima linea non è un problema. Tutti capiscono, e non c'è bisogno di star qui a spiegare, che Padova ha bisogno di un ospedale nuovo come ha bisogno del pane. Però il problema nostro oggi è quello di mantenere efficiente quello dove stiamo lavorando, senza sprechi, perché il problema è utilizzare tecnologie che mantengano l'alto livello ottenuto senza ovviamente sprecare. Questo è il problema. E ovviamente la programmazione del nuovo ospedale terrà conto anche di questi sviluppi tecnologici, questo senza dubbio. Grazie. Lui è Franco Grego, davvero, un pragmatico e visionario come l'hanno definita, lo ricordo, direttore della clinica di chirurgia vascolare ed endovascolare di Padova, che è un centro di eccellenza veneto ed italiano, nonché professore ordinario di chirurgia vascolare all'Università di Padova. Grazie. Le auguriamo buon lavoro di tutto cuore. Grazie. Grazie molte. Buongiorno. A voi, alla prossima.